Ha 54 anni, viene da Marsala ed è in cerca della donna ideale, dell'anima gemella. Ciao Vito. Ciao, Allora Vito, quanto tempo è che sei single? io da sempre. Non sei mai stato fidanzato? No, Non hai trovato mai la donna No, giusta è per stato solo zitto e basta, e poi basta, e poi ci è andato mano. Cioè a livello di storie così passeggere? Sì, sì. Fidanzato ufficiale, come si dice qua da noi? Niente, No, non no, sei- fidanzato no, mai, solo zitto. Esatto. Va bene, Un'amica da te in Giappone mio. sì. Però è durata poco la storia. Poco durò, sarà un mesetto. Una cosa passeggera. Sì, è una cosa passeggera. Vabbè Vito, a che genere di donna noi ci dobbiamo rivolgere? Che genere di donna cerchi? Come deve essere questa ragazza? Una donna assistemata, La vuoi casalinga? casalinga. Se lavora l'accetti pure? Si lavora Pure. e anda tanto meglio. Va bene, parliamo dell'età. Tu hai 54 anni. 54. Quindi questa donna da che età deve partire? E io che magari stessa età, sai, O anche prima? anche prima. Possiamo fare anche dai 35 in su. Sapete se poi ci sta Vabbè, tu hai 54 anni, però 54. fortunatamente li porti bene. Sì, Non è che è sempre più grande. no, no. Quindi partiamo, non so, da una media di 35 fino a finire 35 o fino a 55, va bene? 55. Oppure se è qualche anno più grandetta di te non Niente, fa niente. non fa niente. Hai preferenze di città? Città No. poco. Poco. Allora quando mia madre quando è mai sala. Ora un giorno giù, poi te Esatto. non esce mai quasi. Sì, dico, se questa donna dovesse chiamare non da Marsala, ma dovesse chiamare da Trapani, da Palermo, l'accetti lo stesso, tu sì? Il mio è lo stesso. Esatto. L'importante però è che si deve spostare lei. Certo. Perché Senza tu non ti spostare lei per esempio. Perché tu, il tuo lavoro è qui a Marsala. Sì, sì. La famiglia ce l'hai a Marsala, mamma, papà. Sì, eccetera. sì, tutte le... E il lavoro a Marsala. No, papà non ce l'hai più. Papà non ce l'hai più. Però Papà è moglie, morto. fratelli, ce l'hai a Marsala. Fratello, l'hai. Che lavoro fai, Nino? E Vito. Ah, Vito. Scusi. Io che lavoro faccio, tutte le cucciare fare, giardiniere, lavoro nel mio stesso pure. Ti dai da fare. Sì, sì. Hai la casa, mi hai detto. Sì, sì. Non ti manca nulla. No, no. Però la macchina non ce l'hai. No. Non guidi. Macchina no, no. Il motore sì. Un motorino. Quindi bene o male ti puoi spostare. Certo, un motorino sì, sei vicino. Certo. Va bene, Nino, parliamo un pochino in più di te, in maniera tale magari da farti conoscere meglio da queste telespettatrici che ci stanno guardando. Descrivi il tuo carattere, la tua persona, che tipo sei, Io sono tipo giusto, sistemato. cosa ti piace fare Tutto. quando non lavori magari? Quando non lavoro niente. Niente. Dico i tuoi hobby, passatempi, ne hai? Passatempo così, da sempre da solo, Esatto. quando non c'è nessuno. Ti piace goderti la vita, sì? Sì, sì. Dico qualche viaggetto una volta ogni tanto, ti piacerebbe farlo? È bellissimo, però Certo, da solo. senza soldini poi non si può. Esatto. Piano piano bisogna fare sacrifici. Certo. Vabbè, hai preferenze per quanto riguarda aspetto fisico della donna? Dico ti piace bionda, bruna, non so. Ma la mia come è? Ti deve piacere all'impatto. Certo. L'importante- Che vista Seria. Seria. Va bene, Nino. Il tuo sogno nel cassetto, cioè nella vita cosa vuoi riuscire a realizzare? Come? Adesso curriculum. Il tuo desiderio più grande nella vita? Chi è sempre i soldi? Sposare. Non vuoi sposare. Giusto. Cioè ti vorresti sposare, crearti una famiglia, fare bambini, eccetera, eccetera. E mi pare. Va bene, tante cose. Esatto. Va bene, amiche telespettatrici, sto parlando io con donne che partono dai 35 e arrivano massimo a 55 anni. Vito è qui, è una brava persona, ha 54 anni e sta cercando la donna ideale, l'anima gemella. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente non possono fare altro che chiamare al numero che state vedendo sotto nella descrizione del video. Quello è il numero di Vito, chiamate e lui vi risponderà. Vito, in questo momento ci sono queste telespettatrici, queste utenti che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, puoi dire la qualsiasi cosa, vai. Di curriculum. Parla con queste telespettatrici che ti stanno guardando. Dai un messaggio, non lo so, qualsiasi cosa, puoi dire qualsiasi cosa. Ti stai rivolgendo con queste donne che in questo momento ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti per crearsi un futuro insieme a te. Vai. So che c'è dire io. Quello che ti senti. Ma qualsiasi cosa. Chi c'è con una donna. Telefonatemi, io sono qua che aspetto, la qualsiasi cosa. Io sono Quello che qui. ti senti dire. Io sono qui telefonate. Se non c'è dire, sei muscoli. Vabbè, No, arrivo chiamatemi. Chiamatemi. Perfetto. Io sono Vito Zeghettella.
di Marsala. di Marsala. Perfetto. Per cui, amiche telespettatrici, amiche utenti, chiamate Vito perché è davvero una brava persona. Questo è tutto per i cuori solitari. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Ah, Vito. Vito. Ciao ciao. Ciao ciao.